troppa tensione. Questo si sta vivendo nelle scuole comunali, una tensione che si scarica sul personale ausiliario che deve accogliere i genitori, i bambini, verificare i Green Pass, una tensione che si scarica sul personale educativo. Sono stati momenti concitati al Nido Trilli di Mestre. I sindacati denunciano un'aggressione verbale con tentativo di colluttazione al personale non docente. La UIL scrive in una comunicazione alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, ai referenti Ames SPA e all'assessore al personale e ai servizi educativi del Comune di Venezia che il genitore si è fermato solo davanti all'annuncio di un imminente intervento di 2 pattuglie della polizia locale. È successo durante il controllo dei Green Pass, specifica la CGIL, aggiungendo anche che l'ausiliaria ha accusato un malore. Ad andare in escandescenze pare un genitore scoperto ad esibire un certificato non suo per entrare nel plesso. Sono settimane che chiediamo all'amministrazione comunale di aprire un confronto, una discussione per risolvere i problemi, per affrontare quello che sta avvenendo, per dare risposta alle lavoratrici e sostenere le famiglie. E invece ci viene negato questo confronto, non c'è nessuna discussione, si fanno scelte unilaterali che stanno producendo solo e soltanto una cattiva gestione di questi servizi. Noi vogliamo l'immediata convocazione del tavolo, altrimenti metteremo in campo la mobilitazione. Alla lavoratrice è arrivata anche la solidarietà della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, che ha chiesto un intervento concreto per garantire nelle scuole organizzazione, sicurezza e professionalità.